coach Daniele Santarelli, tanto tira un po' il fiato dopo questa partita, anche perché adesso ce ne aspettano altre 3 fortunatamente in casa, come ci hai detto te, in settimana per non fare lunghe trasferte. Ma al di là di questo era il remake della finale di Champions League e si è visto un livello straordinario da una parte e dall'altra. La buona notizia è che ha vinto sempre la squadra per cui facciamo il tifo e supportiamo. È stato un bel match fra due squadre che si sono date battaglia, hanno onorato questo campionato nel migliore dei modi, percentuali d'attacco altissime da entrambe le parti. Noi secondo me siamo stati proprio bravi in certi momenti, perché mi ricordo il terzo set eravamo 11-7 per loro, 11-6, chiamo time out, poi ci ritroviamo 12-11 per noi. È stata forse la chiave del match, perché dopo la sconfitta del secondo set abbiamo reagito proprio male. E quella carica lì, la voglia di lottare su tutti i palloni, di difendere, di contrattaccare nel modo giusto, corretto, ci ha portato a vincere quel set e poi la partita è un po' cambiata. Io credo che oggi si siano affrontate due squadre di assoluto valore, con tante campionesse. Scandicci è molto diversa rispetto all'anno scorso, è una squadra con enorme potenziale. Oggi mancava anche Franklin, che per loro è un attaccante molto importante, noi mancava Giù, quindi dai, per Nene era la prima vera importante partita da titolare contro una big. L'ha giocata come tutta la squadra, l'ha interpretata nel migliore dei modi. Siamo stati, cosa che mi conforta, superiori in tutti i fondamentali rispetto a loro. Ci sono delle cose, degli aspetti dove di sicuro dobbiamo migliorare. Ripeto, ci abbiamo messo 2 set per iniziare a difendere qualche pallone e questo non va bene. Le loro percentuali d'attacco erano, sì, Maya è straordinaria, sì, gli attaccanti sono forti, però siamo stati sempre un po' deboli, fiacchi in difesa. Io volevo una squadra più aggressiva, che volesse lottare per quella palla lì, e ci abbiamo messo un po'. L'abbiamo fatto a partire dall'11-7 del terzo set, quando mi sono arrabbiato e gli ho detto per l'ennesima volta che mancava la difesa. Lì abbiamo cominciato a giocare 3-4 palloni in difesa, a contrattaccare nel giusto modo, e poi la partita ha preso un altro verso. Bene, tante cose, la pazienza in certi momenti, la copertura, ci sono alcune cose che ho in mente già, che dobbiamo di sicuro migliorare. Perché, ripeto, se il loro cambio palla funziona così bene, ho visto che hanno attaccato perfetto col 61%, sono numeri straordinari. Noi abbiamo fatto il 64%, quindi anche questo è un numero incredibile, però noi lo sappiamo di essere forti, loro sappiamo che hanno un potenziale d'attacco e un palleggiatore molto molto forte. Noi però possiamo provare a limitare un pochino i loro attaccanti, perché se attaccano così diventa difficile davvero. Hanno attaccato meglio di noi anche con la ricezione negativa, no, solo con la ricezione negativa, e questo non va bene. Possiamo fare molto molto meglio. Dai, bene, vittoria da 3-1 davanti a un Palaverde meraviglioso, un pubblico che risponde sempre alla grande. Giocavamo contro la seconda della classe, abbiamo fatto una vittoria da 3 punti. Penso che loro non perdessero una partita da Cuneo, forse una cosa del genere. Noi non perdiamo un punto dalla prima giornata di campionato, la maledetta prima giornata di campionato, in cui eravamo ancora lontani da quelli che stiamo diventando. Mi conforta che stiamo ogni partita in crescita, stiamo dimostrando che nonostante le fatiche, i viaggi, gli acciacchi, il turnover a volte pianificato, a volte meno, stiamo facendo un bel lavoro e sono contento. Rispetto ad altre partite, ce l'avevi detto anche tu proprio qui, è una Conegliano che forse oggi ha ritrovato molto il gioco dal centro, nel senso che entrambe le centrali hanno fatto bene e hanno giocato bene, quindi un po' qual è il lavoro, se sei contento di questo, visto che era una cosa su cui avevi detto avresti cominciato a puntare. Sì, i nostri centrali devono sicuramente girare in un altro modo. Non possiamo far funzionare l'attacco con i centrali così poco. Ho parlato con loro, ho parlato con i palleggiatori, ho fatto capire che i nostri centrali devono dimostrare di più, ma loro devono dare fiducia ai nostri centrali, anche se poi ci sono delle situazioni che non vengono al top. Ma non solo perché per noi i centrali sono importanti, ma semplicemente per il fatto che poi agevoliamo le altre attaccanti. Sovraccaricare i nostri posti 4, i nostri opposti, perché i nostri centrali fanno troppo poco, non va bene. Oggi sono molto contento della prestazione dei centrali e della distribuzione di Ascia, come sono molto contento della prestazione di Genna con l'attacco dei centrali a Macerata, squadra completamente diversa, ma insomma il feeling con diversi centrali o diversi palleggiatori non è scontato, quindi ben venga quello che hanno fatto oggi i nostri 2 centrali e la distribuzione che i 2 palleggiatori hanno avuto. Per questo secondo me anche i nostri esterni hanno attaccato molto molto bene.
Buonasera coach, complimenti per la vittoria. Io volevo chiederle, lei ha più volte ribadito è un campionato molto duro, ma la sua squadra è la più dura di questo campionato. È qualcosa che si aspettava, pensava che potesse succedere magari qualche defiance in più di quello che non è stato. E poi volevo chiedere un'altra cosa, Scandicci arrivava qui con 93 muri effettuati, oggi ne hanno fatti 3 Sì. e voi 8. Avete ribaltato un trend che erano seconde in questa classifica speciale. Allora, prima di tutto sapevo da subito che il campionato italiano quest'anno era un po' diverso, che per noi sarebbe stata una stagione complicata. Ricordo che ogni stagione è diversa, che le giocatrici cominciano ad averci un anno in più come tutte le altre giocatrici, che non perché abbiamo i nomi allora è tutto scontato, è tutto bello e facile, quindi io sapevo che quest'anno sarebbe stato complicato anche vedendo le fatiche del mondiale. Abbiamo avuto una prima fase, come ho detto più volte, in cui ci abbiamo messo molto a trovare la quadra, a trovare i meccanismi, gli automatismi giusti, eravamo molto lontani, ripeto, da quelli che siamo adesso. Per questo sapevo che sarebbe stato un campionato differente. Siamo stati molto bravi ad avere la pazienza anche nonostante la sconfitta in Supercoppa che poteva farci vacillare. Siamo stati sereni, abbiamo capito che questo fa parte dello sport, che dovevamo lavorare sodo e fare qualcosa in più. Credo che anche le altre squadre abbiano avuto diverse defezioni che li stanno un pochino condizionando, no? Non è semplice giocare senza certi giocatori molto importanti per quelle che sono secondo me le 4 sorelle. Poi ci mettiamo anche Chieri, perché Chieri è una squadra costruita molto bene e con anche loro tante alternative, quindi sapevo da subito che sarebbe stato un campionato difficile e non mi aspettavo la stagione dello scorso anno. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso deve apparire a tutti, e forse adesso le persone si rendono conto. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso è qualcosa di straordinario. Non a caso solo 2 squadre l'hanno fatto nella storia, perché se l'abbiamo fatto su noi e il Vakif c'è un motivo, altrimenti basterebbe mettere le giocatrici forti in una squadra e vincere tutte le partite. Invece abbiamo fatto qualcosa di magico. Quest'anno stiamo provando a ritornare belli, ci stiamo mettendo un pochino, ma lo stiamo facendo con molta calma, speriamo e con gli step giusti, speriamo di arrivare pronti per il mondiale. Allora, ne approfitto per quanto riguarda i muri, scusami se non rispondo, sto parlando un sacco oggi nonostante sia stanco. I muri, io sapevo che loro erano fortissimi, lo sapevo, avevo chiesto alle ragazze intelligenza in certi momenti, pazienza, e credo che abbiamo fatto una bellissima partita. Abbiamo fatto qualche errore in attacco secondo me che non potevamo anche non fare, soprattutto dovuto a qualche alzata dopo ricezione o ricostruzione non perfetta, e lì dovevamo avere un pochino più di pazienza. O mi ricordo anche il secondo set, un'azione lunga in cui non abbiamo avuto la pazienza, abbiamo regalato 2 free ball consecutive, lì potevamo rischiare un pochino di più. Non è facile, però abbiamo giocato con Scandicci, in 4 set hanno fatto 3 muri, dai, bella prestazione. Ne approfitto prima di lasciarti andare, sono spietato per chiederti una piccola preview della partita contro Busto. Come hai detto te, è l'unica che vi ha rubato punti finora, è anche una squadra cambiata molto, insomma, purtroppo. Sì. Per l'infortunio di Boldini. Sì, prima di tutto sembra essere passata una vita, è già la partita del ritorno. Un mese e mezzo. Un mese e mezzo, ma per il semplice fatto che abbiamo giocato una quantità incredibile di partite, non perché sia passato tanto tempo. Loro sono un po' cambiati perché con l'infortunio di Boldrini ovviamente hanno dovuto un pochino cambiare il sestetto. Sena la conosciamo bene, avremo il piacere di rivederla e l'enorme piacere di vederla come Katia Ekel. Noi però dobbiamo pensare a noi, quello che è stato un mese e mezzo fa ci deve insegnare qualcosa. Non vogliamo di sicuro ripetere gli stessi errori, siamo una squadra diversa, lo sono probabilmente anche loro. Non sarà facile giocare contro di loro, come non lo è mai contro nessuno. Adesso avremo loro, poi avremo Firenze, poi avremo la prima di Champions, poi avremo la trasferta a Perugia, poi andremo a Dresda. Io credo che non ci sia una singola partita in cui noi possiamo permetterci di abbassare l'attenzione e pensare di portare i 3 punti a casa. Tutte le squadre vanno rispettate, affrontate nel giusto modo, studiate nel modo più giusto, affrontate con la giusta mentalità. Io per primo devo dare qualcosa in più alle ragazze perché sono irresponsabile.